46esima edizione per EIMA International. In questo momento siamo ospiti dello stand dello spazio New Holland, dove troviamo non solo tutta la gamma produttiva, i servizi per l'agricoltura, ma anche tantissime novità che poi vedremo anche nel dettaglio, anche nelle prossime puntate, perché sono davvero molte. Però per cominciare io volevo dare uno sguardo a quella che è la situazione generale, situazione dei mercati, situazione dell'andamento geopolitico, che sappiamo che a livello mondiale è molto difficile, e lo facciamo con Carlo Lambro, che è Brand President New Holland. Allora cominciamo dalla situazione globale, l'Europa, e arriviamo in Italia. Ma la situazione globale, come sappiamo tutti, è una situazione non facile. Non mi piace dire la parola difficile, preferisco dire non facile, soprattutto per una serie di fattori che sono magari intrinseci al nostro business, ma sono anche un po' esterni. Tutto quello che purtroppo sta succedendo, i conflitti, i alti tassi di inflazione, problematiche diciamo socio-economiche, e in particolare invece sul nostro business sicuramente qualche tensione sui prezzi dei prodotti agricoli, in particolare i cereali, che stanno un po' tirando giù i prezzi e quindi rallentando la domanda. Tutto questo si somma diciamo a 2 anni, 2022-2023, dove invece c'era stato un boom di produzione di macchine agricole e quindi diciamo un eccesso di offerta in concomitanza con un calo di mercato ha fatto sì appunto che le vendite si fermassero. Però diciamo che questo è un scenario generale, però con alcune aree ancora positive. In particolare noi vediamo ancora il business, meno per noi, abbastanza positivo in Latino America, dove noi abbiamo presenze molto importanti. Il Nord America diciamo che fino adesso è stato un po' alla finestra, il Canada sta andando bene, gli Stati Uniti un po' in tensione. Sappiamo che recentemente c'è stata l'elezione del nuovo presidente, per cui dovremo aspettare cosa succede. Purtroppo in questo scenario, mi dispiace dirlo, ma l'area che sta soffrendo di più è l'Europa. Abbiamo visto ieri i dati di Federunacoma, con un mercato, per dare un esempio, delle medie trebbie addirittura giù del 38%, trattori parliamo dal 12 al 15%, per cui sicuramente uno scenario non incoraggiante. Ecco, EIMA è anche intanto un pochino il claim della manifestazione Factory Innovation, quindi tantissima innovazione. New Holland su questo fronte non si ferma. Tra l'altro, da segnalare, avete ricevuto premi come segnalazioni come novità tecniche, come segnalazioni per l'innovazione, quindi anche in momenti difficili si continua ad innovare. Voi su questo continuate ad andare avanti? Ma su questo continuiamo ad andare avanti, anche perché il nostro business, lo sanno tutti, è un business molto ciclico, è legato appunto ai prezzi delle commodity, agli andamenti stagionali, e se noi facciamo un po' una curva, no, degli ultimi anni, vediamo sempre che ci sono un paio d'anni, 2 o 3 anni che possono essere di calo di mercato, ma 2 o 3 anni di crescita, per cui alla fine, se noi lo flettizziamo, è comunque un mercato solido ed importante, ed è per quello che noi non ci fermiamo per quello che sono i nostri investimenti. Chiaramente gli investimenti sono una percentuale del fatturato. Con orgoglio posso dire che mentre negli anni passati diciamo che la percentuale nostra verso alcuni dei nostri competitor è leggermente più bassa, oggi se noi vediamo quello che investiamo in innovazione, ricerca e sviluppo, è più del 4% del fatturato, che si colloca diciamo sul livello alto e allineato ai nostri major competitor. Innovazione che, come ha detto lei, si vede qui all'EIMA, si vede non solo in quello che noi chiamiamo l'iron, quindi le macchine, il ferro, ma anche in quello che è la nuova tecnologia digitale, nuove applicazioni. E per noi comunque essere qua all'EIMA è sempre un motivo di orgoglio, perché non dimentichiamoci che è una vetrina molto importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e anche a livello internazionale. Noi abbiamo ospitato delegazioni che vengono dal Sud America, dalla Cina, dall'India, dai paesi africani, e fra l'altro appunto allineati con quello che è stato un po' il leitmotiv di Federunacoma. E come ha appena detto lei, abbiamo avuto anche l'onore come gruppo di avere 2 premi oggi, avere 2 award nei Tractor of the Year, che sicuramente ci rendono molto orgogliosi.
Ecco, infatti lei lo citava come gruppo perché ricordiamo che lei è anche amministratore delegato per quanto riguarda CNH Italia e quindi i risultati sono arrivati in famiglia, insomma, questo è importante. Ma i risultati sono andati in famiglia, abbiamo avuto il Tractor of the Year per quanto riguarda i trattori di gamma media con lo Steyr, fra l'altro Steyr che come sapete è un brand soprattutto conosciuto come un brand austriaco, però la macchina che ha vinto il Tractor of the Year è fatta qua a Jesi, quindi non posso dire al 100%, ma al 90% fatta in Italia, il motore viene da Torino, la trasmissione, l'asse frontale e l'asse posteriore vengono dal nostro stabilimento di Modena, come la cabina, il tutto assemblato a Jesi. In più abbiamo vinto appunto Tractor of the Year delle macchine di grande potenza con il nuovo Quadrac, quella macchina fatta negli Stati Uniti, tipica per le grandi pianure americane e canadesi, e quindi diciamo insomma 2 premi su 6 possiamo essere orgogliosi. Ecco, lei diceva trattore più grande del mondo come CNH, però anche come New Holland mi sembra, guardandomi alle spalle, che qualcosa di molto grande ci sia. Sì, non è stata premiata qua l'EIMA perché abbiamo avuto l'onore, se posso dire un po' anche il privilegio e l'orgoglio di aver lanciato l'anno scorso la mietitrebbia più grande al mondo, la CR11, che potete vedere qui, fra l'altro premiata all'Agritecnica in Germania, a casa dei nostri major competitors. È una macchina fantastica, sicuramente le applicazioni in Italia ci potranno essere, non in numeri molto grandi, ma sicuramente qua nella pianura padana, Tavoliere delle Puglie, ci potrebbero essere le condizioni, macchine che abbiamo già testato nelle grandi estensioni francesi e tedesche e macchine che ci sta dando dei risultati fantastici negli Stati Uniti e in Canada. Direi che c'è da essere assolutamente orgoglioso. La ringrazio infinitamente, buon lavoro e buona EIMA. Un mondo agricolo diversificato che trova la sua vetrina interattiva ad EIMA International. Così ha sottolineato il Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, che ha inaugurato questa 46esima edizione, ricordando che ci fu proprio qui il suo debutto da Ministro e sottolineando il fatto di come qui si possono incontrare davvero le tante richieste del mondo agricolo e produttivo da parte dei costruttori. In particolare in questa occasione è stato presentato il Fondo Innovazione per le richieste più specifiche del tessuto di piccole e medie imprese che ci rappresenta. Sono 100 milioni di euro per aziende agricole, agromeccaniche ma anche della pesca, un settore su cui si chiede un eventuale possibile impegno ai costruttori per un rinnovo delle nostre marinerie. 30 di questi milioni sono riservati alle aziende dei territori colpiti dalle alluvioni di maggio scorso, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lei ha suggerito alcuni paesi in cui sarà maggiormente necessario investire. Quali sono esattamente per i nostri produttori? Ma guardate, i paesi che stanno, diciamo, danno un outlook di crescita maggiore sono, li leggo perché vado meglio, l'India e le regioni dell'Africa subsahariana dovrebbero crescere del 24% fino al 2032, 17% nel vicino Oriente e nel Nord Africa, quindi in linea col piano Mattei si è puntato bene nell'andare verso questi territori che hanno bisogno di ampliare la superficie coltivabile, quindi sia macchinari per la gestione delle risorse idriche e anche naturalmente macchinari per la coltivazione, proprio quelli che vengono esposti qua oggi all'EIMA, il 10% in Cina, il 14% nell'area dell'Asia e del Pacifico, Europa e Asia centrale il 7%, solo l'8% in America. Quindi se vogliamo dare un consiglio agli imprenditori, visto che qua è dove crescerà, diciamo, l'attività agricola, questi sono, se vogliono andare all'estero, i luoghi dove loro devono puntare e anche noi dobbiamo aiutarli in qualche modo a crescere. Area africana di libero scambio e piano Mattei. Questa è una finestra sul futuro dell'agricoltura che si apre ad EIMA International. Nata con l'ambizione di creare l'area di libero scambio più grande del mondo, l'African Continental Free Trade Area promette di rivoluzionare i rapporti commerciali del continente e stimolarne lo sviluppo. Il potenziale di questo accordo è immenso, dato che potrebbe sollevare 30 milioni di persone dalla povertà estrema e generare un aumento del reddito di 450 miliardi di dollari entro il 2035. La geografia dei mercati sta cambiando e l'Africa fa parte di quei mercati che si svilupperanno di più insieme al sud-est asiatico.
Non dobbiamo immaginarci un continente fermo. L'Africa si sta muovendo rapidamente e si sta organizzando. Una di queste forme di organizzazione è proprio l'area di libero scambio continentale, che ha l'obiettivo di abbattere gli steccati, i confini tra uno Stato e l'altro. Oggi il commercio tra un paese africano e l'altro è ancora irrisorio. L'area di libero scambio promette di cambiare le carte in tavola. Di questo devono essere consapevoli le imprese italiane che esportano in quei paesi, perché si apriranno nuove finestre e bisogna capire in che modo rapportarsi al continente. Da questo lato abbiamo il Piano Mattei, dall'altra parte dobbiamo renderci conto che ci sono dei movimenti e degli strumenti che si stanno creando. Uno di questi è proprio l'area di libero scambio. Facciamo allora fuoco su uno di questi paesi, parliamo del Kenya e lo facciamo con Rita Ricciardi. Quali sono le esigenze e quali sono le eventuali risposte che noi come Italia, come costruttori, come produttori possiamo dare a questo paese? Il Kenya sicuramente nella regione è uno dei paesi più sviluppati, con un potenziale economico in crescita. Tra parentesi, io vivo là da 25 anni, quindi li ho visti i cambiamenti personalmente. Cosa possiamo dare noi e cosa hanno bisogno loro? Loro hanno bisogno di tecnologia. È una società che è assolutamente pronta a ricevere la nostra tecnologia, perché troviamo una società di businessmen, di entrepreneur molto sviluppata, con figli che hanno studiato all'estero, anche loro hanno studiato all'estero, quindi conoscono anche il valore della qualità. E quando i nostri colleghi italiani mi dicono ma la Cina, l'India, non è vero, perché nel privato alla fine del mese devi pagare gli stipendi, quindi devi produrre in maniera efficiente, e produrre in maniera efficiente significa anche risparmiare nei costi di produzione. Le nostre tecnologie, i nostri macchinari forniscono questo extra, quindi io penso che è un mercato pronto per noi, ma ancora più importante è un mercato che ci dà l'accesso a una zona ancora più ampia, perché dal Kenya tu arrivi in Tanzania, arrivi in Uganda, arrivi in Congo, che è un paese sul quale io terrei molto ben focus gli obiettivi, e a tutti i paesi che sono poi lì limitrofi. Noi siamo un continente che invecchia, l'Africa è un continente giovane e quindi il Piano Mattei per l'Africa si concentra dunque su istruzione, agricoltura, ma anche salute, energia, acqua, un piano strategico per un nuovo partenariato. E qui in EIMA è stato firmato anche l'accordo tra ICE e Uganda per la creazione di un centro tecnologico italo-ugandese per la meccanizzazione agricola, e la sostenibilità ambientale resta al centro. E sarà al centro anche della nostra prossima puntata, quindi vi diamo appuntamento tra 7 giorni sempre qui, e nel frattempo vedete in sovrimpressione tutti i nostri riferimenti. Grazie per averci seguito con tanto affetto ancora una volta. In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.